Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. Corruzione dopo il presidente dell'ARS Galvagno, indagata anche l'assessore regionale al turismo Elvira Amata. Il terremoto politico giudiziario che coinvolge pure imprenditori dello spettacolo ha portato alle dimissioni di Sabrina De Capitani, portavoce di Galvagno. Migranti, barcone affonda nel Mediterraneo, morta una donna, 6 dispersi, 87 vengono salvati a pescatori tunisini e fatti arrivare a Lampedusa, alla Guardia Costiera. Palermo, conducente di bus dell'Amat suona il clacson per far spostare un'auto in doppie file e viene aggredito da un automobilista. Si allarga a Catania la platea delle vittime dell'agenzia di viaggi che ha chiuso improvvisamente facendo sparire decine di migliaia di euro di acconto per viaggi e crociere mai realizzati. A Catania non decolla la pedonalizzazione in piazza Federico II di Svevia. I commercianti lamentano numeri da profondo rosso, vandalizzati alcuni varchi della zona a traffico limitato. Calciomercato, domani la partenza ufficiale, ma il Palermo è già vicino al triplo colpo. In Serie C Catania e Trapani sondano il terreno, mentre il Siracusa attende la Neri per avviare le prime trattative. Bentrovati, c'è anche l'assessore al turismo Elvira Amata fra gli indagati nell'inchiesta per corruzione all'ARS. Pure per questo motivo il presidente Galvagno ha deciso di anticipare a domani alle 14 le sue comunicazioni al Parlamento regionale previste per l'8 luglio. Intanto il terremoto politico giudiziario che coinvolge, come sappiamo, il presidente dell'Assemblea regionale Galvagno e imprenditori dello spettacolo ha portato alle dimissioni di Sabrina De Capitani, portavoce di Galvagno. Manlio Viola. Da una parte un assessore che si unisce alla fila degli indagati, dall'altra la portavoce del presidente dell'ARS che si dimette. È un pomeriggio rovente quello di oggi in Parlamento siciliano. C'è anche l'assessore al turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d'Italia, anche lei fra gli indagati nell'indagine della Procura di Palermo. La difesa dell'assessore, che ha ricevuto un avviso di proroga delle indagini addirittura prima del presidente Galvagno, lo considera comunque un atto dovuto, nulla di più. La Amata, che ha sostituito Scarpinato all'assessorato al turismo dopo lo scandalo della mostra milionaria a Cannes, sarebbe stata coinvolta indirettamente dal suo braccio destro. Sarebbe il suo capo di gabinetto vicario quello intercettato e la vicenda è sempre quella del finanziamento da 100.000 euro all'evento Magico Natale della Fondazione Dragotto alla fine del 2023. L'inchiesta madre però resta quella sulla mostra milionaria di Cannes. Il fulcro di tutto non è neanche Galvagno, ma la sua portavoce Sabrina De Capitani. Per la procura è lei la lobbista di riferimento di tutti gli affari degli uomini e delle donne di Fratelli d'Italia nel mondo dello spettacolo, degli eventi, della cultura. È proprio per questo, al culmine di una fuga di notizie che dura ormai da 10 giorni, che Sabrina De Capitani decide di dimettersi nella speranza di non trascinare il suo presidente nel fango. Ma è ormai chiaro che gli indagati sono decine e fra loro ci sarebbero nomi noti. Intercettazioni senza nome, quelle che vengono rese note, ma c'è chi ritiene di riconoscere assessori, ex assessori e rappresentanti di partito. E adesso, per tentare di spegnere l'incendio politico-mediatico, il presidente dell'ARS ha deciso di cancellare i suoi impegni a Bruxelles e anticipare il suo intervento in aula previsto per l'8 luglio. Alle 14 di domani Galvagno riferirà al Parlamento sull'inchiesta, ma non sembra intenzionato a consentire subito dopo un dibattito pubblico. In quella sede formalizzerà anche l'addio della De Capitani, sperando che basti. Tragedia dell'immigrazione al largo di Lampedusa, c'è stato un naufragio con vittime dei migranti, una donna è annegata, ci sono anche diversi dispersi, mentre 87 si sono salvati i pescatori tunisini li hanno fatti arrivare a Lampedusa scortati alla Guardia Costiera. Manlio Viola. Una donna è morta e altre 5 o 6 persone risultano disperse nel corso di un naufragio avvenuto durante la notte nel Mar Mediterraneo in area SAR tunisino-maltese. Lo hanno detto alla Guardia Costiera che li ha portati a Lampedusa molti degli 87 sopravvissuti al naufragio. I militari hanno portato sull'isola anche il corpo della donna senza vita. Fra i migranti che sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada Imbriacola ci sono 23 donne e 10 minorenni. Hanno detto di essere partiti ieri notte dalla Louza in Tunisia con un barcone in metallo di circa 12 metri, pagando da $1.000 a $2.000 a testa.
La vittima è una donna di 30 anni annegata a circa 45 miglia a sud da Lampedusa. Faceva parte del gruppo di migranti soccorso da un peschereccio tunisino e poi trasbordato sulla motovedetta della Guardia Costiera italiana. L'operazione è scattata alle 2 di notte, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto è arrivata la segnalazione fatta dall'equipaggio del peschereccio tunisino. Si dicevano di un barcone carico di migranti che stava affondando. I pescatori tunisini hanno salvato, issandole a bordo, le 87 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Senegal e Sudan. Recuperato anche il cadavere della donna, che è stato già portato nella camera mortuaria del cimitero di Calapisana. I sopravvissuti sono, come detto, all'hotspot di Lampedusa, dove polizia e Croce Rossa cercheranno, sentendo i naufraghi, di avere maggiori informazioni sul numero di dispersi e di persone che hanno perso la vita. Un frate di 66 anni dell'Ordine dei Frati Minori Rinnovati, originario della Colombia ma residente a Palermo, è imputato in un processo per violenza sessuale nei confronti di minorenni. Sono almeno 5 le parti offese in 2 procedimenti distinti che si sono riuniti. Suona per far spostare un'auto in doppia fila e viene preso a calci e pugni. È successo a Palermo, dove l'autista dell'Amat è stato ferito. Un nuovo episodio di violenza nei confronti dei conducenti di bus nel capoluogo. Marco Gulla. E ancora violenza contro gli autisti a Palermo, un nuovo episodio che alimenta una scia decisamente preoccupante. Un autista della linea 364 è stato aggredito con calci e pugni alla testa e al volto da un automobilista in viale Regione Siciliana, all'incrocio con via Altofonte. L'autista dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico urbano a Palermo ha riportato un trauma cranico con interessamento del naso. L'aggressore era parcheggiato in doppia fila in via Altofonte, impedendo il transito del bus. L'autista ha suonato più volte per farlo spostare. L'automobilista, anziché spostare la vettura, ha aggredito l'autista, che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all'ospedale civico. L'aggressione all'autista dell'Amat non solo ci addolora e ci rammarica in quanto aggressione brutale e vigliacca ad una persona che stava soltanto svolgendo il suo lavoro, ma è un segnale che ci preoccupa, perché è l'aggressione a un servizio pubblico tra i più importanti di una città. Proprio qualche giorno fa un altro autista Amat era stato picchiato selvaggiamente da 2 giovani ragazzi che erano stati rimproverati perché volevano scendere prima della fermata. I 2 infatti, non gradendo il rimprovero, si sono scagliati contro il conducente e dopo una raffica di calci e pugni sono scappati a piedi. A Catania si allarga la platea delle vittime dell'agenzia di viaggi Fantasma, che ha chiuso improvvisamente l'attività facendo sparire decine di migliaia di euro dei clienti che avevano pagato l'acconto delle loro vacanze mai realizzate. I titolari restano irrintracciabili. Luca Ciliberti. Lo scandalo delle crociere non pagate dell'agenzia Fantasma, che ha chiuso improvvisamente i battenti lasciando a terra decine di clienti con le vacanze rovinate, si allarga. Il caso, sollevato dal nostro telegiornale qualche giorno fa, si arricchisce di ulteriori elementi che potrebbero allargare la platea delle persone coinvolte e delle vittime. Con le nostre telecamere siamo andati all'indirizzo indicato dai documenti in nostro possesso, dove viene segnalata la sede legale della società titolare dell'agenzia di viaggi. Qui c'è un'agenzia di viaggi? No, c'è la sede legale di un'agenzia di viaggi. Che significa? Significa che hanno comunicato alla Camera di Commercio che questa sarebbe la sede legale, ma qua di fatto non c'è niente. Ma lei conosce questa agenzia di viaggi? Io purtroppo l'agenzia di viaggi a cui si riferisce lei la conosco. Non avevo prenotato un viaggio, avevo fatto una lista per il compleanno dell'anno scorso e a questo punto mi sono accorto invece che l'agenzia ha chiuso di colpo e non ho idea di dove siano finiti i soldi che erano stati versati. Ha perso tutti i soldi, quanti soldi erano? Oltre 3.000 euro. A insospettire qualcuno c'è anche la richiesta di pagare attraverso un bonifico su un conto greco. 10 giorni, 15 giorni prima della partenza, improvvisamente un messaggio su WhatsApp che chiedeva il versamento del saldo su un conto corrente greco. Dunque non solo gli acconti di migliaia di euro di decine di clienti che avevano prenotato una crociera, ma in mezzo ci sono finiti anche ignari clienti che proprio in quell'agenzia di viaggi avevano deciso di aprire liste regalo e liste nozze. Volevamo sapere se l'agenzia era in regola con i versamenti del fondo di garanzia. Sì, era in regola. Fino a quando?
fino a un po' di tempo fa. Tutti ovviamente hanno presentato denunce circostanziate. Le forze dell'ordine hanno confermato come già da giorni continuano a raccogliere segnalazioni che fanno riferimento agli stessi protagonisti di questa vicenda. A Catania un vasto incendio di sterpaglie, canneto e alberi si è sviluppato a ridosso di via Palermo in una vasta area di macchia mediterranea che più su fronti arriva a lambire la zona di San Giorgio, Onesimo e Montepo. L'incendio, visibile in diverse zone della città, ha tenuto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Dopo una domenica di accuse e polemiche sulla 19 e disgelo tra il Presidente della Regione Renato Schifani e ANAS, questa mattina una telefonata ha posto fine alla querelle di ieri. Marco Gullà. La giornata di emergenza sulla 19 di ieri è stata affrontata con prontezza ed efficacia grazie a una sinergia operativa tra Prefettura, Polizia Stradale, Protezione Civile Regionale e ANAS. Sono le parole del Presidente della Regione Renato Schifani che torna ancora sui disagi della Palermo-Catania. Una domenica di accuse quella di ieri, mentre tantissimi automobilisti rimanevano intrappolati tra i cantieri della Palermo-Catania, Schifani e ANAS duellavano con dichiarazioni mezzo stampa. Ma riavvolgiamo il nastro. Dopo gli strali del Presidente della Regione Siciliana che aveva parlato di scarsa collaborazione e chiesto la rimozione del responsabile ANAS Sicilia per la gestione dei cantieri sull'autostrada A19, è poi arrivata puntuale la replica dell'azienda che in una nota ha definito gravi e inaccettabili le accuse di Schifani, spiegando che ledono l'immagine dell'azienda, la professionalità della dirigenza e l'impegno di tutto il personale coinvolto nei lavori di ammodernamento del sistema infrastrutturale siciliano. In serata Schifani rincarava la dose, definendo la replica di ANAS alquanto stucchevole, che preferisce arroccarsi a difesa dell'apparato piuttosto che assumersi la responsabilità storica di una gestione che ha lasciato per troppi anni l'autostrada Palermo-Catania in condizioni inaccettabili per una regione che aspira alla normalità infrastrutturale. Stamattina una telefonata distensiva tra Schifani e l'amministratore delegato di ANAS Claudio Andrea Gemme sembra aver chiuso la querelle. Durante il cordiale colloquio si è discusso di come poter migliorare la collaborazione tra ANAS e la struttura commissariale per la manutenzione sulla 19, guidata dal presidente Schifani. A Catania non decolla la pedonalizzazione in piazza Federico II di Svevia. Commercianti lamentano numeri da profondo rosso, mentre alcuni varchi della zona a traffico limitato sono stati vandalizzati. È andato per noi Tonino De Mana. Mi rifaccio la promessa del sindaco, fra 6 mesi mi ringrazierete. È passato un anno e siamo distrutti. Lo sfogo e l'umore di questo commerciante catanese la dice lunga. L'area del Castello Orsino è sempre più deserta e con numeri da profondo rosso per commercianti e ristoratori. Sono le ore 11 esattamente del mattino di lunedì e non c'è nessuno. Come potete ben vedere è tutto dimostrato. Le attività sono in rosso, possiamo dimostrare che siamo in perfetta perdita e la piazza diventa pericolosa e deserta. La pedonalizzazione voluta dall'amministrazione Trantino ha spaccato in 2 residenti. C'è chi approva? Capisco molto la ZTL, mi sembra un'iniziativa molto civile, va sfruttata al meglio. E chi la boccia senza pietà. Una non può né transitare né posteggiare. Io ora sono tornata a casa, devo andare in piazza Manganelli. Giusto? Ho fatto il giro fra i sensi vietati, fra i divieti di sosta, ho dovuto posare la macchina e sto andando a piedi. Uno dei varchi della zona traffico limitato, siamo in via Laimo, si presenta in queste condizioni, con mobili abbandonati, rifiuti, sedili di auto. La telecamera che vedete non funziona perché i cavi sono stati recisi. Ci avviciniamo al Castello Orsino e balzano agli occhi le erbacce secche, un sedile in pietra distrutto e tanti rifiuti. Non certo un bel biglietto da visita per i turisti. Voi da dove venite? Settimo Torinese, vicino Torino. Come trova la zona del Castello Orsino? Me l'aspettavo un po' tenuta meglio. Come esci fuori dal centro noti praticamente la grande differenza che c'è nella cura, nel ritiro dell'immondizia, della nettezza urbana. C'è quindi proprio una situazione un po' brutta che fa decadere un po' quello che è il mito della città. Le erbacce sono tante. Fanno rendere molto meno il castello. Davvero un peccato. Il castello incantato, forse, è solo nelle favole. Sono tornati a protestare a Taormina i genitori dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica. Sono state raccolte oltre 80.000 firme per la sua permanenza. I medici intanto continuano a salvare vite anche all'estero. In Cameraman l'ultima missione. Francesco Triolo. Italia meridionale.
Dietro lo striscione, con il cuore in mano, in silenzio, ma di quel silenzio che fa tanto rumore, i piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina hanno sfilato insieme ai propri genitori lungo il corso principale della Perla dello Ionio, quel corso Umberto affollato di turisti e vacanzieri. L'obiettivo è quello di sensibilizzare ancora di più l'opinione pubblica attraverso un'iniziativa che, oltre al presidio permanente fuori dall'ospedale San Vincenzo, fosse visibile anche a chi Taormina la vive per qualche giorno. Così, durante il corteo, i genitori hanno raccontato le proprie esperienze ai passanti, hanno ricordato i periodi di difficoltà e le cure, le speranze che il centro ha donato ai piccoli pazienti. Proseguendo la raccolta firme, tra quelle online e quelle fisiche, si è arrivati a oltre 80.000, con l'intento di raggiungerne 100.000, così da poter presentare la petizione in Parlamento per chiedere la permanenza del centro a Taormina, perché a un mese alla scadenza della proroga ancora non c'è nessuna ufficialità. Nel frattempo i medici del CCPM nell'ambito del piano Mattei continuano a rappresentare l'eccellenza italiana anche nel mondo, e l'equipe del dottor Sasha Gatti, appena rientrato dal Camerun, dove ha portato cure fondamentali per una ventina di piccoli affetti da gravi cardiopatie congenite. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. È la più fotografata, la più cercata, la più amata sui social. La Scala dei Turchi di Realmonte nell'Agrigentino si conferma anche per il 2025 la regina delle spiagge italiane. Un'icona di bellezza che conquista il web. Davide Sardo. Abbagliante, scenografica senza rivali, la Scala dei Turchi sbanca su Instagram ed è la prima spiaggia d'Italia nel 2025. Con le sue scogliere bianchissime che si tuffano nel blu del Mediterraneo, questo gioiello della costa agrigentina continua a dominare il web. È la più postata sui social, da Instagram a TikTok, passando per Facebook. Ovunque spuntano scatti della sua marna candida e delle sue curve naturali. I numeri parlano da soli: 244.000 post su Instagram, oltre 4.800 su TikTok e una media di 110.000 ricerche mensili su Google. Una vera e propria icona della bellezza naturale siciliana. Scolpita dal vento e dal tempo, la falesia di marna bianca che si erge nei pressi di Realmonte non è solo uno spettacolo per gli occhi, ma un'esperienza sensoriale da vivere e raccontare. Con una valutazione media di 4,5 stelle, unisce estetica, suggestione e accessibilità. Alle sue spalle, nella classifica delle spiagge più instagrammabili d'Italia, spiccano Punta Prosciutto nel Salento e Torre dell'Orso con le sue due sorelle, e la Sardegna sorprende piazzando tre spiagge tra le prime 5. Ma è la Scala dei Turchi a dominare davvero la scena, postata, taggata, celebrata, un capolavoro naturale che conquista il mondo scatto dopo scatto. Adesso musica, un tuffo nel passato con il concerto dei Matt Bianco, mitica band degli anni '80 andata in scena a Brucoli. Lorena Dolci. Sono sulla breccia da oltre 40 anni. Con il loro pop sofisticato hanno conquistato la vetta delle classifiche internazionali, hit che ci calano dritti nei mitici anni '80. Whose Side Are You On, More Than I Can Bear, Sneaking Out the Backdoor. Brucoli rivive le magiche atmosfere dei Matt Bianco, che forse non tutti sanno che non è il nome del cantante Mark Reilly, unico componente della band originaria, ma un omaggio ai film di spionaggio. We loved spy movie theme tunes. Amavamo le spy story, così per il nostro primo album abbiamo creato un nostro personaggio, Matt Bianco. Per il Mosaic Festival, diretto da un'altra icona, Nick the Nightfly, la nuova formazione si esibisce su un palco in riva al mare, con l'Etna sullo sfondo. Siamo stati in tutta l'Italia, in Sicilia, in Sardegna. Qui la gente è un po' pazza. Alla fine il pubblico non si trattiene, boomer e non solo si scatenano nei balli. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calciomercato. A tra poco. Ed eccoci al calciomercato, sentiamo le ultime novità nel servizio di Angelo Gagliano.
C'è un mese di tempo per presentarsi al ritiro in Valle d'Aosta con una base solida, già formata, ma il Palermo del nuovo corso non vuole lasciare nulla di intentato. Il calciomercato entra nel vivo con Inzaghi ed il DS Osti al lavoro per costruire la squadra che possa puntare dritto alla Serie A. Una delle priorità riguarda la porta. L'obiettivo è riportare Audero in Sicilia. In fase avviata anche le trattative per Elia Dello Spezio, Augello svincolato e Palumbo, la cui trattativa con il Modena sembra a buon punto. In uscita Di Mariano, Piace a Bari e Pescara. In Serie C, dopo l'ufficializzazione dei quadri dirigenziali, si attendono ora le prime mosse della dirigenza rosso-azzurra. Il primo passo sarà quello di sfoltire l'organico. Diversi giocatori in uscita, a cominciare da De Rose, che sembra destinato all'Altamura. Lascerà Catania anche Stefano Sturaro, con l'ex Juventus, e Genova si discute la risoluzione del contratto. Nella lista dei partenti anche Marsura, Costantino, Peralta, D'Andrea, Popovic, Luperini e Montalto. Resta da definire la posizione di Cicerelli, mentre è praticamente definita la cessione di Castellini al Mantova. In entrata il nome caldo è quello del difensore del Cesena Simone Pieraccini, nel mirino del Catania già la scorsa finestra di mercato. Batte un altro colpo il Trapani, che sta per chiudere con Franco Vasquez, argentino, lo scorso anno in forza al Monopoli. Mercato in stand-by a Siracusa, dove si attende l'arrivo del nuovo direttore sportivo Laneri, che potrebbe avviare una mini rivoluzione. A Catania è calato il sipario sul trofeo Tiezzi. Oltre 200 atleti si sono sfidati su rotelle nella suggestiva piazza Battiato. Tonino De Mana. Evoluzioni a rotelle, sfide individuali e di coppia, lo spettacolo garantito da oltre 200 atleti delle categorie giovanissime ed esordienti che si sono affrontati in piazza Franco Battiato sul lungomare di Catania. Una 3 giorni intensa dal punto di vista rotellistico grazie al trofeo nazionale Tiezzi, prestigiosa competizione organizzata dall'US Galatea di Acireale e dalla Roller Academy di Palermo. Classifica squadre che ha premiato Lamezia, ma gli atleti siciliani si sono fatti apprezzare ed applaudire. Buoni i piazzamenti di Michael Pittera, Sofia Pregliato, Beatrice Lopez e Stefania Comune. Abbiamo visto anche dei risultati, che sono arrivate tante medaglie per i ragazzi siciliani. Questo significa che i nostri allenatori, gli allenatori della Sicilia, stanno lavorando alacremente per portare questi ragazzi in alto. Si sta vedendo la crescita dall'anno scorso a quest'anno, la Sicilia sta crescendo la provincia di Catania, ma soprattutto stanno crescendo questi ragazzi con quella voglia e quella passione di fare di questo sport il loro sport principale e soprattutto portare sempre di più risultati. L'appuntamento è ora per l'edizione 2026. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.